Giovani operatori del turismo potrebbero essere le categorie privilegiate se e quando, a seconda delle forniture in arrivo, il Veneto potrà aprire a tutti la possibilità di ricevere il vaccino anti-Covid. Ad annunciarlo il presidente Luca Zaia. Io penso che la grande mobilità estiva sarà garantita e la più alta esposizione ce l'avranno i ragazzi, che è giusto che vivano quest'estate, quindi è anche giusto che se qualcuno vuole vaccinarsi che lo mettiamo nelle condizioni di potersi vaccinare. Quindi si rovescia un po' il paradigma nel liberi tutti, no? Diciamo ok, tutti potranno vaccinarsi, ma vorremmo dedicare un contingente di vaccinazioni privilegiato ai più giovani. 80.000 gli operatori del settore turismo, 35.000 gli addetti tra i 17 e i 25 anni dei centri estivi, tra parrocchie, scuole e comuni, persone che potrebbero prenotarsi grazie a un'autocertificazione. Sulle seconde dosi in vacanza il presidente spera in un accordo nazionale, impensabile per il Veneto stringere accordi bilaterali con le altre regioni. Intanto da oggi si apre la prenotazione per la categoria 4. Tutti coloro che hanno un'esenzione ticket per una patologia, non che esenzione ticket per reddito, ma per patologia. Apriremo circa 95.000 posti. Lunedì prossimo, 30 maggio, atteso l'arrivo di 454.000 dosi di vaccino che andranno a coprire i posti già prenotati fino al 16 giugno.